La piazza Martiri delle Foibe a Marghera è stata intitolata nel 2003 e quindi quest'anno sono 20 anni dall'intitolazione. Devo dire che questo dimostra come il Comune di Venezia abbia cominciato questo collegamento con il Giorno del Ricordo ancora prima di intitolare e istituire il Giorno del Ricordo. La giornata di commemorazione nazionale delle vittime delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata fu istituita con una legge del 2004, un anno dopo che il Comune di Venezia aveva intitolato una piazza di Marghera ai tragici fatti che caratterizzarono i territori persi dall'Italia dopo la Seconda Guerra Mondiale. Promosso dalla Presidenza del Consiglio Comunale, il Giorno del Ricordo 2023 a Venezia dura in realtà un mese denso di appuntamenti. Sono oltre 40 le iniziative diffuse su tutto il territorio comunale per far sì che questo mese del ricordo diventi sempre di più importante. È un atto di sensibilità che il Comune di Venezia ha sempre avuto verso una pagina che riguarda la nostra storia nazionale, una pagina buia che per molti anni è stata taciuta o addirittura negata. Cominciati con il collasso del Regio Esercito nella Venezia Giulia dopo l'8 settembre 43, gli eccidi delle foibe provocarono dalle 5 alle 10.000 vittime. L'esodo degli anni seguenti, proseguito in maniera massiccia fino a metà anni 50, portò dalle 250 alle 270.000 persone, per la maggior parte italiani, ma anche croati e sloveni antititini, a lasciare le proprie case. Vicende che oggi sono più conosciute grazie al Giorno del Ricordo. Forse rimangono un po' scoperte quelle generazioni che andavano a scuola negli anni 80-90, perché ancora diciamo dal dopoguerra fino alla fine del secolo questa era una storia dimenticata, una pagina strappata dai libri di storia e dalla conoscenza generale.